Domenica 17 febbraio, ore 9, i 2000 abitanti di Alà dei Sardi, un piccolo centro della Sardegna, si svegliano carichi di entusiasmo per abbracciare la quarta edizione del Trofeo Elisa Migliore, il Cross Alà dei Sardi. Ci sono tante novità in questa edizione, allora con le immagini di Matteo Azzeni andiamo a scoprire quali sono. Nel santuario della corsa campestre Alà dei Sardi per sviscerare gli ingredienti di questa quarta edizione del Memorial Elisa Migliore. Sì, la quarta edizione con delle bellissime novità. Abbiamo le rappresentative che arrivano da oltremare con grande entusiasmo. Quest'anno abbiamo intrapreso questo percorso e penseremo di continuare su questo percorso perché comunque ci sono già altre regioni che si sono già fatte sentire, quindi partiamo con Lombardia e Piemonte, che sono due regioni elite in Italia, Under 18 e Under 20, con un tocco di internazionalità che è la Svizzera, quindi un buon inizio. Piemonte e Lombardia sono i team probabilmente meglio accreditati, però c'è una Sardegna che vuole allargare le spalle e vuole dimostrare di avere qualità. La Sardegna non poteva mancare, quindi il settore tecnico si è prodigato per selezionare due squadre, squadra A e squadra B. Io penso che ci siano sicuramente degli atleti individuali che possano comunque fare delle ottime figure. Magari come squadra in generale Lombardia e Piemonte sicuramente sono le migliori, per cui lo stimolo potrebbe essere comunque una spinta in più per i nostri ragazzi della Sardegna. Non solo alle Juniores, tante gare individuali, praticamente rappresentate tutte le categorie. Quest'anno però non c'è un campionato regionale. Sì, non c'è un campionato regionale, siamo alla quarta edizione, non voglio fare commenti su questo, avevo deciso di non rispondere alle provocazioni. Onore ogni anno ritrovarci qua ad Alà dei Sardi e noi da questo punto di vista siamo già abituati, però non basta mai. Manifestazioni del genere, l'ho appena detto, sono manifestazioni che danno lustro non solo a Alà dei Sardi ma a tutta la Sardegna. Ragazzi, qui c'è la storia del cross, c'è una lunga storia di amore sportiva che il professor Baltolu ha creato, non dimenticando che il cross di Alà dei Sardi è stato il secondo cross nel mondo, guardate, il secondo cross nel mondo, cioè stabilito dalla IAF, dalla Federazione Mondiale. Qui hanno corso i più forti e fondisti del mondo, olimpionici, cosa tutto non c'è stato qui. Pensare che nelle prime iniziative tutti gli atleti venivano ospitati nelle case, cioè la comunità che si stringeva attorno ospitava tutta questa gente nelle loro case. Guardate che è una cosa enorme, una cosa che non si è mai verificata in nessuna parte d'Italia e in nessuna parte del mondo. Come da pronostico, nella categoria lieve è la Lombardia che fa il vuoto.
Già dopo il primo giro 2 delle 3 rappresentanti in casacca biancoverde staccano infatti il gruppo. Alla fine dei 3000 metri di gara ben 3 delle 4 prime classificate sono lombarde. Susanna, Paola e Nicole, avete praticamente fatto il vuoto in questa quarta Memorial Elisa Migliore, primo, terzo e quarto posto. Dove sta il segreto di questo successo? In realtà non c'è nessun segreto perché non abbiamo neanche le montagne noi, cioè perlomeno abbiamo le città, anche un po' di montagna, però è stato molto bello soprattutto perché eravamo un sacco unite. E questo ci ha fatto sentire meno la gara, meno l'ansia e secondo me anche per questo siamo andati bene. Tanto sacrificio, come vivete l'atletica, la corsa campestre in particolare a casa vostra? La corsa campestre a casa nostra diciamo che non è così perché come ha detto lei è abbastanza pianeggiante, poi ovvio capitano i terreni un po' più complicati, però oggi era veramente faticosa, secondo me non ho mai fatto un percorso così difficile, quindi Ultima cosa, il vostro arrivo in Sardegna è stato un viaggio piacevole, immagino 2 giorni anche di divertimento, non solo di sport. Ci siamo divertiti abbastanza, inizialmente non ci conoscevamo così bene, poi vivendo questi 2 giorni insieme ci siamo divertiti, ci siamo conosciuti meglio e quindi anche, come ha detto Susanna, l'ansia della gara non la sentivamo così tanto. Gruppo decisamente più compatto dopo il primo giro della categoria allievi. Lombardia, ma anche i 3 atleti sardi sono insieme nel gruppo di testa. Al secondo giro è Francesco Mei dell'Atletica Olbia l'unico portacolori isolano a tenere il passo dei parietà della penisola. È stata dura anche perché non sono queste le mie scarpe, l'altro ieri tutto il giorno a cercarle, ho dovuto correre con quelle da pista che mi stanno pure piccole, però dai, è andata bene, non me l'aspettavo e niente. Avete avuto comunque l'orgoglio di Sardegna, un atleta di Olbia che ha provato a starvi dietro, però la falcata era decisiva la vostra. È duro il percorso. Però è stato bravo anche lui che ha provato a tenere. Ecco, parliamo del percorso duro, tante salite, la gestione delle discese, dici un po'. Molto duro dal punto di vista delle muscolari, delle gambe. Non tanto le salite ma anche le discese, in cui devi tenere le gambe ma non puoi lasciarle andare. E probabilmente non essendo abituato a questo percorso non abbiamo fatto molta fatica noi. Però abbiamo provato. In the night you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights you. E il Piemonte invece a uscire di prepotenza dopo il primo giro della Juniores femminile. Gruppo compatto nella prima salita, ma poi è Anna Arnaudo col pettorale numero 154 a spingere con veemenza verso il traguardo. Avevo visto più o meno com'era la gara e il mio percorso perché arrivando dalla corsa in montagna, ho fatto un po' di corsa in montagna quest'estate, quindi il percorso mi è piaciuto subito, ho detto dai oggi mettiamo la gamba. Oggi si corre. Chiedo anche a voi un giudizio su questo percorso costruito qua nel centro della Sardegna. No, era molto bello ma faticoso, tanto. Più faticose le salite o la gestione delle discese? Le salite sicuramente, sono contenta ma non tanto soddisfatta perché volevo superare la ragazza della Lombardia in volata, però non ci sono riuscita e si proverà la prossima volta. Grandissimo passo per gli atleti della Lombardia nella categoria juniores maschile. Basta infatti uno dei 5 giri stabiliti per decretare il successo della rappresentativa in casacca biancoverde. La gara era molto dura e
il mio compagno si è comportato molto bene e ha vinto, complimenti a lui. Tu però hai tenuto decisamente forte sino alla fine, poi però nello stacco finale che è successo? Ma posso dire di essere un po' avvantaggiato perché correndo anche, facendo gare in montagna era più il mio territorio e non pensavo che andasse così la gara, ma invece è stata dura fin dal primo metro perché ce l'avevo sempre dietro e non mi ha mollato fino all'ultimo giro praticamente. Tu hai dovuto fare i conti invece con l'orgoglio piemontese, anche con l'orgoglio di Sardegna, quello svizzero, com'è andato? Ma fino a metà del penultimo giro bene, sentivo bene, poi io non sono per niente per le salite, dato che dove abito io non ci sono salite nell'arco di 20 km e quindi è stata dura. È stata sicuramente una bella esperienza, soprattutto per i ragazzi, è la prima volta che veniamo qui in Sardegna, ci siamo trovati benissimo, quindi innanzitutto ci terrei a ringraziare l'organizzazione per l'invito, per l'accoglienza, perché è stata veramente una bella giornata di sport, di amicizia, anche appunto con i nostri amici sardi che ci hanno invitato, quindi sicuramente il ringraziamento va a loro. Poi è anche stata una bella giornata per noi, per appunto 3 gare su 4 siamo arrivati primi al traguardo, quindi comunque è stato sicuramente positivo come bilancio. Gamba tecnica sia nella salita che nelle discese, con bella gestione anche muscolare. La qualità della Lombardia sta solo nel numero di tesserati che avete superiore rispetto alla Sardegna o c'è una filosofia di lavoro particolare? No, allora stiamo cercando comunque soprattutto a livello giovanile di promuovere molte attività con raduni, clinique giornalieri finalizzati ad argomenti specifici, quindi diciamo che l'obiettivo è quello comunque di crescere i ragazzi in modo completo, in modo da portarli al momento in cui inizierà, diciamo, la vera atletica, quindi dalle categorie junior, insomma, assolute in su, a potersi comportare nel miglior modo possibile. È un contesto sicuramente molto bello, sia da un punto di vista naturalistico sia dal punto di vista tecnico. I ragazzi hanno confermato che è un percorso molto duro, quindi li mette a dura prova e sicuramente è stato un ottimo banco di prova anche per loro in vista dei prossimi appuntamenti. Il testa a testa, almeno nel primo giro, è il miglior spot per questa quarta edizione del Memorial Elisa Migliore tra Alice Cocco e Raimonda Nieddu, entrambi alaesi e amiche di sempre. Una, però, inesauribile profeta in patria, qualunque edizione del Memorial. Sì, per me già era un onore riuscire a partecipare a questa gara, è stata un'emozione come quando ero bambina, proprio perché mi ricordavo le gare, quanto erano importanti, poi un memorial per una cara amica comunque, quindi ci tenevo tantissimo. Poi gareggiare con un atleta fortissima a livello nazionale per me era un test per vedere quanto riusciva a tenere testa comunque ad Alice, sapendo già che lei è un altro pianeta, diciamo, quindi sono contenta della gara e dell'onore di aver gareggiato con lei. 2 alaesi, una profeta in patria, sempre, qualunque edizione del Memorial. Sì, anche per me è stato un onore riuscire a partecipare oggi, nonostante qualche acciacchino fisico che soprattutto l'anno scorso non mi ha permesso di partecipare, infatti quest'anno ci tenevo tantissimo. Lei ha detto che sono di un altro pianeta, ma anche lei è fortissima, quindi per me è stato un onore grande aver potuto gareggiare con lei. 2 atlete sarde di Alà soprattutto che gareggiano in questa gara è un'emozione unica. Senti, ti chiedo una novità in questa quarta edizione, le rappresentative regionali, sicuramente occasioni di confronto che tu forse non hai potuto avere se non quando hai varcato il Tirreno. Che cosa significa per l'atletica della Sardegna? Spero che sia l'inizio di una crescita maggiore. Già il prossimo anno speriamo di riuscire a convocare anche le rappresentative del Veneto e della Sicilia, quindi speriamo ogni anno di crescere sempre di più e spero che anche le altre parti della Sardegna prendano esempio e come regione iniziamo a crescere totalmente. Bella e avvincente anche la sfida seniores maschile, a spuntarla alla fine è Salvatore May dell'Atletica Olbia, davanti al compagno di squadra Claudio Solla e a Cristian Cocco della Cagliari Marathon Club.
Piazzamenti in crescendo negli ultimi anni. Sì, sono molto contento, sono nato come hai detto tu, in crescendo 2017 terzo, 2018 quinto e quest'anno finalmente vinto, che per me vincere il cross di Ala dei Sardi rappresenta molto, perché è un cross molto storico a livello regionale e anche nazionale. È stata una vittoria con distacco in un percorso difficilissimo. Sì, non me l'aspettavo, sono dovuto andare in progressione, terzo al primo giro, secondo al secondo giro e poi sono passato in testa e sono rimasto in testa abbastanza tranquillo per tutti i 5 km. Adesso? Ma adesso... Che programmi hai? Adesso la prossima settimana campionato sardo di cross corta a Olbia nella mia città di 3 km e poi tra un mese, il 10 marzo, campionati italiani sempre di cross a Venaria Reale.